Oggi si celebra San Cesare. Il nome Cesare ha origine etrusca e significa grande. Acquista importanza grazie al celebre Giulio Cesare. Oggi, 10 dicembre, si festeggia la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Tale celebrazione venne istituita nel 1950 a seguito dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948 da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU. La dichiarazione, disponibile in oltre 500 lingue, è un documento epocale che dichiara i diritti inalienabili che tutti possiedono in quanto esseri umani, senza distinzioni di razza, colore, religione, sesso, lingua, origine, nascita o opinioni di alcun genere. Si tratta di valori senza tempo ed è per questo che è necessario continuare a lottare affinché vengano applicati nel quotidiano. Ogni gruppo vulnerabile ha il diritto di essere difeso e questo deve essere fatto da ognuno di noi. Il 10 dicembre 1847 avviene il debutto pubblico del Canto degli Italiani, che circa 100 anni dopo diventa l'inno della Repubblica Italiana. Il canto, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, viene popolarmente chiamato Inno di Mameli o Fratelli d'Italia. Una curiosità: le parole dell'attuale inno nazionale sono solo una parte del poema scritto da Mameli. Ma sapete perché si chiudono gli occhi quando si starnutisce? Questo processo si innesca in modo automatico per protezione. Infatti, quando si starnutisce, l'aria esce dal naso con una velocità di 160 km all'ora, generando una pressione non indifferente. Chiudendo quindi gli occhi si evita che questa esplosione possa danneggiare i dotti lacrimali, cioè i canali in cui scorrono le lacrime che mettono in comunicazione occhi e naso. Buongiorno ai 12, oggi la Luna, dopo un bellissimo trigono con Marte che darà forza e energia tra Leone e Sagittario, passerà in una più ordinata Vergine a dare un pochino di cognizione un po' a tutti. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete. La mattinata è decisamente frenetica e intensa proprio perché la Luna galvanizza il vostro adorato Marte. Andrete come un treno, forse un po' bruschi al lavoro, ma sicuramente una seconda parte della giornata meno accesa e più tranquilla. Toro, è la seconda parte della giornata che sembra essere ottima, splendida per voi, perché già da ora di pranzo in poi, il vostro orario preferito, una bellissima luna di trigono sembra darvi forza ed energia, un po' in aumento la passionalità perché Marte sta per ridiventare un amico. Gemelli, per voi oggi la giornata inizia bene, però una stanchezza dopo pranzo potrebbe impadronirsi di voi. La seconda parte della giornata è probabile la dedichiate un po' alla cura del corpo e a una coccola personale. Cancro, per voi la Luna oggi fa delle promesse importanti, accende dialoghi e vi rassicura su tutta una serie di cose che hanno a che fare con la stabilità della coppia e del rapporto. Leone, la mattinata è ancora energica, frenetica e piena di cose belle, poi la Luna abbandona i vostri gradi zodiacali per darvi una visione, una lucidità oggettiva delle cose e probabilmente cambierete tono, registro e sicuramente vi occuperete di cose un po' più pratiche. Vergine, protagonisti un po' di questa giornata in cui la Luna incede nei vostri gradi a fare un po' di chiarezza, a darvi armonia, a farvi capire che i vostri sentimenti vanno collocati e ricollocati in una maniera serena ed opportuna.
Bilancia qualche pensiero oggi, soprattutto dopo la mezza mattinata di lavoro, qualche notizia probabilmente vi metterà un po' sul chi va là, ma saprete sicuramente con l'aiuto di Marte gestire le cose in una maniera elegante ma energica e risolutiva. Scorpione, per voi oggi la luna vi carezza in un bellissimo e simpatico sestile e vi dà comunque un pomeriggio veramente molto emozionante, molto romantico, molto pieno di cose piacevoli. Nonostante l'attrazione smodata, una piacevole sorpresa oggi dal partner vi allieterà. Sagittario, la luna oggi in mattinata ancora vi regala forza ed energia, mentre invece comincia nel pomeriggio a fare sentire un calo umorale. Ben poca roba, visto che Venere, Sole e Marte sono nei vostri gradi, potete resistere egregiamente. Capricorno, per voi la luna nel pomeriggio diventa amica consigliera e soprattutto parla di amore e di passione. Rilassatevi, non c'è solo il lavoro. Acquario, per voi la luna oggi dismette la fastidiosa opposizione, quindi l'umore torna sereno e l'inventiva si mette in moto. Probabilmente c'è bisogno di un pochino di azione diplomatica da parte vostra per pacificare qualcosa per adesso di conteso. Pesci, per voi la giornata è una giornata in cui la prima parte sarà assolutamente frenetica e piena di cose da fare, la seconda invece getterete un po' la spugna e vi potrete un po' rilassare anche assistendo da lontano a qualcosa di bello e di interessante. A Londra compare il primo semaforo della storia. L'inventore è l'ingegnere inglese John Knight. Si tratta di un'innovazione resa necessaria dal traffico creato da carrozze, nuove auto e pedoni. La prima installazione risale al 10 dicembre 1868 e il semaforo venne posto nelle vicinanze della piazza del Parlamento di Westminster. Il dispositivo consiste di un palo con due lampade a gas di colore rosso e verde, azionato manualmente. Spesso sentiamo il medico dirci «sei sano come un pesce», che è strano, no? Ma i pesci sono sani? Comunque gli inglesi hanno una frase altrettanto curiosa, «fit as a fiddle», che tradotto significa «sei sano come un violino». La amata di oggi è la poetessa Emily Dickinson. Rinuncia alla dimensione sociale, vive nella sua stanza e non oltrepassa mai i confini del giardino della casa di famiglia. In seguito si consacra completamente alla poesia, vestendosi solo di bianco in segno di purezza. Ci salutiamo con la frase del giorno. Noi non diventiamo vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. Ed ogni giorno è l'appuntamento che abbiamo, per cui sono felice di aggiornarvi sempre con nuove curiosità, modi di dire e avvenimenti del passato con il nostro almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.